Siamo con Valeria Pirione, attaccante della Ternana dopo il 2-2 sul campo dell'Hellas. Che partita è stata, Valeria? Vabbè, è stata una partita un po' strana perché il primo tempo l'abbiamo completamente sbagliata e con questo ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, però abbiamo fatto un buon secondo tempo e sappiamo che non possiamo sbagliare. Ora sarà più duro il cammino, però stiamo sull'obiettivo, sul pezzo e da questo pareggio dalla settimana scorsa, dalla sconfitta, impariamo e cresciamo. Ti chiedo, insomma, l'hai detto anche tu, l'approccio nel primo tempo probabilmente ha fatto un po' la storia del primo tempo. La nota positiva è che nella ripresa comunque avete avuto tante opportunità, avete messo lì il Verona, però non siete riusciti poi a trovare, oltre al 2-2, anche il gol del 2-3. No, sì, secondo tempo abbiamo cercato di creare, poi sai, il pallone, a volte il calcio è così, se non sei freddo davanti alla porta, se non sbagli l'ultimo passaggio, la puoi chiudere la partita. E questa fa parte dell'esperienza, fa parte del percorso. Noi siamo, levando me, siamo una squadra tanto giovane, con tante ragazzine che stanno crescendo, stanno facendo bene, quindi bisogna dare anche a loro il tempo per crescere, soprattutto non possiamo affrettare i tempi, però ognuna di noi stiamo dando di più e da questo pareggio, ripeto, cresceremo di più e sicuramente daremo di più. Campionato ancora lungo, ci sono tante, insomma, tante partite da giocare. Le prossime, però, per la Ternana sono tutte con squadre più o meno di metà medio-alta classifica. È un momento in cui arrivate, insomma, da una sconfitta e un pareggio. Adesso cosa ci vuole, visto che c'è anche la sosta per ripartire alla grande? No, dobbiamo un attimo ricaricare le batterie, lavorare bene, e ascoltare, e imparare e fare di noi stessi l'esempio giusto dalla più piccola alla grande e niente, noi già non vediamo l'ora che arriva, finisce Pasqua e andiamo subito a lavorare col mister, con lo staff, con tutti perché adesso abbiamo bisogno di lavorare dopo questo pareggio. Ti chiedo in chiusura, insomma, anche per una nota positiva, hai segnato due gol. Sul secondo c'è stato un attimo in cui non è arrivata subito No, l'indicazione. non è arrivato subito, però diciamo che la prima volta l'aveva presa, ma la seconda volta l'ha presa dentro, quindi no, ma al di là dei gol ovviamente segnare è sempre bello, però segnare per vincere è più bello. Grazie. Prego. Siamo con mister Matteo Pachera, tecnico dell'Hellas Verona, al termine della partita che ha visto le sue ragazze pareggiare con la Ternana. Che partita è stata, mister? È stata una partita molto, molto difficile, molto complessa, lo sapevamo. La Ternana è una squadra molto, molto forte, molto fisica e una squadra che gioca molto in verticale e abbiamo sofferto soprattutto nel secondo tempo. Invece nel primo tempo abbiamo, diciamo, fatto meglio noi, abbiamo trovato il gol, i due gol e credo che abbiamo gestito bene la palla, abbiamo fatto vedere un buon gioco. Nel secondo tempo invece hanno preso un po' il largo loro anche come occasioni, diciamo, però credo che tutto sommato il pareggio sia giusto. Ti chiedo sull'approccio alla gara che è stato insomma, molto forte delle tue ragazze, al di là dei due gol, i primi minuti è stato un tambureggiamento continuo dell'Hellas. Cosa gli hai detto prima della partita e se è proprio così che volevate approcciare vista la difficoltà della partita? Ma prima della partita noi sappiamo quello che ci manca. La Ternana ci dava magari la possibilità di tirare fuori qualche cosa in più che tante volte nelle altre partite non riuscivamo a tirare fuori. E così è stato. L'approccio è stato buono, direi ottimo. Purtroppo dovevamo fare anche il terzo gol, l'abbiamo sbagliata. Abbiamo avuto altre occasioni importanti che non abbiamo concretizzato. E niente, però devo dire brave le ragazze perché hanno dato tutto e quando danno tutto con questa anche consapevolezza di qualità che hanno, eh, secondo me possiamo fare un finale di stagione importante. Ti chiedo anche qualche spunto sul secondo tempo, ci sono state diverse ripartenze interessanti, poi purtroppo forse è mancato l'ultimo passaggio in alcune situazioni, però nonostante insomma, le difficoltà, perché la Ternana ha portato un po' d'assedio nella ripresa, ci sono state diverse situazioni in cui si poteva arrivare dall'altro lato e anche trovare la conclusione. Sì, sì, assolutamente sì. Abbiamo avuto un paio di
di ripartenze importanti che dovevamo gestire meglio, soprattutto con le ragazze non in possesso della palla, quindi facendo attenzione al fuorigioco. Poi ci è capitato un episodio dubbissimo, molto dubbio, però purtroppo è così, dai. Diciamo che tutto sommato va bene, accettiamo il pareggio e adesso ci godiamo la Pasqua e poi prepariamo la prossima partita. Approfitto proprio per chiederti questo, c'è una sosta, insomma, c'è anche Margot Shore che va in nazionale, questa è una nota di merito ulteriore per quello che state facendo. Come lavorerete in queste 2 settimane e su cosa lavorerai per il ritorno poi? No, ma adesso in questa settimana qui entusiasmo, voglia di allenarsi, voglia di fare bene, ma niente di particolare a livello tecnico-tattico. Poi dalla settimana dopo la sosta iniziamo a preparare la partita. Grazie. Grazie. Siamo con mister Fabio Melillo, tecnico della Ternana al termine della gara pareggiata dalle sue ragazze 2-2 contro l'Hellas. Che partita è stata, mister? È una partita strana perché chiaramente subisci in pochi minuti 2 gol, è un approccio terrificante, orribile da parte nostra, con errori in serie. Purtroppo sono situazioni che a volte capitano, però dentro c'è la reazione di una grande squadra che ha saputo poi superare il momento. Credo che abbiamo fatto un secondo tempo importante veramente, abbiamo creato tanto e concesso pochissimo. Tutto sommato, anche se ho grandissimo rispetto per il Verona, questo lo dico sempre perché per me è una squadra top del campionato di Serie B, però insomma potevamo meritare qualcosina di più anche in virtù del rigore purtroppo fallito e altre situazioni in area che abbiamo creato importanti. Siamo stati un po' sfortunati nel secondo tempo. Ti volevo chiedere, tornando un po' agli approcci dei 2 tempi, che sono stati completamente diversi. Nel primo molto meglio l'Hellas, l'hai detto anche tu. Nel secondo però siete entrate con un altro piglio, anche perché l'obiettivo poi era quello di ribaltare la partita. Che cosa hai detto nell'intervallo alle ragazze? Ma abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, però soprattutto ecco, abbiamo cercato di dire che non era finita e che avevamo le opportunità per riemergere in un contesto difficile, perché conosco le ragazze, so che hanno tante risorse e abbiamo un pochino ricaricate dal punto di vista morale, però effettivamente è proprio farina del loro sacco, cioè hanno queste facoltà qua importanti e quando giochiamo purtroppo non sappiamo giocare in una maniera diversa. Noi dobbiamo spingere dal primo all'ultimo minuto col piede sull'acceleratore e cercare di fare una partita tecnica, di qualità, ma mettendo tutto il fisico che abbiamo. Ti chiedo, insomma, adesso arriva la sosta, venite da 2 risultati in cui è mancata la vittoria, la Lazio si è allontanata in classifica, per fortuna oggi è arrivato il pari comunque per riuscire un minimo ad accorciare, però ti chiedo se la sosta in questo momento forse può anche aiutarvi un po' a ricaricare le batterie. Soprattutto a completare il recupero di qualche giocatrice, perché vabbè, oggi abbiamo recuperato Fusarpoli, che per noi è importante, si è sacrificato quasi per tutti i 90 minuti, quindi è un recupero importante per noi. Abbiamo fatto 5 minuti all'Abate, quindi spero che per Brescia, insomma, con 15 giorni davanti riesca a dare un contributo. E sì, soprattutto dobbiamo cercare di capire questa nuova posizione che si è creata in queste ultime 2 gare, con 2 prestazioni che ci sono state ma che ci hanno visto prendere soltanto un punto. La Lazio è una squadra forte che ieri ho visto vince avendo delle facoltà importanti. Insomma, io da inizio dell'anno ho detto che al di là di quello che potevamo fare noi, che non era poco e che purtroppo abbiamo solo accarezzato l'idea di quella che era la costruzione iniziale della squadra, perché abbiamo perso da subito Petrara, Massimino, poi dopo l'Abate, oltre alle altre piccole cose che
possono capitare a tutti, però insomma noi quest'anno da quel punto di vista siamo un po' in credito con la fortuna, mentre la Lazio non ha avuto problemi e ha sempre mantenuto alto il livello e prima con merito. Vediamo intanto di difendere il secondo posto e poi dobbiamo giocare da loro e vediamo quello che può succedere. Ti chiedo in chiusura, insomma il percorso della Ternana finora è stato comunque un percorso ottimo e questo va rimarcato, forse in questo momento più difficile dal punto di vista mentale, che scatto si può fare, che lavoro si può fare con le ragazze? No, ma ecco, se non sei una ragazza di carattere, calciatrice di carattere, oggi questa partita qua da 0-2 in 3 minuti non la rimetti in linea. Quindi lo sanno, diamo forza a quello che possiamo. Poi, sai, magari ci sono gli episodi che incidono tantissimo. Noi domenica una partita equilibrata, per carità, insomma, forse qualche occasione in più domenica scorsa col Parma l'avevamo fatta noi, però una partita equilibrata, però poi ci tolgono un calcio di rigore al 90esimo, all'88esimo, insomma, quindi nettissimo. E questo purtroppo sposta molto nei campionati, specie quando sono tra club equilibrati, insomma. Quindi lavoreremo come abbiamo sempre fatto perché abbiamo grande fiducia nel percorso fatto da queste ragazze. Grazie. Grazie a te.